Dai Gigi, vai in casa, di Sto lì. fuori per il culo. Ascolta, Non rompetemi il cazzo. come vai? No, vado a cagare di là. La band nasce proprio da questo, no? Dal fatto che eravamo amici in quel momento, lo siamo tuttora, e abbiamo avuto la volontà di creare questo progetto insieme, no? Cosa facciamo? Che non facciamo? Facciamo un gruppo, anche perché la gente che frequentavamo avevano gruppi. Quando ho visto questi altri miei amici che avevano formato la loro band e avevano suonato, la stessa sensazione che ho provato io l'ha provata anche qualche altro mio amico che era lì in quel momento, e abbiamo un po' deciso di fare una band anche noi. Ho detto cosa manca? Vabbè, prendo io la batteria, perché nessuno voleva prendere la batteria. E diciamo che eravamo i Baby Root in quel momento. Ero in contrapposizione con quelli del Duomo che erano i più fighetti. Mi ero trovato le mie regole, nel senso avevo la mia gente, non dovevo frequentare determinate persone. Sì, mi ero costruito il mio mondo fatato intorno a quelli che sono rimasti i miei amici. Eravamo una via di mezzo, nel senso non eravamo punk, non eravamo fighetti, ascoltavamo rock. All'epoca eravamo in classe insieme, io e Max, facevamo un corso organizzato dalla scuola di chitarra. Ho voluto prendere qualche lezione, ho imparato a fare la canzone del sole. Vedevo già una certa progettualità nella band e quindi mi sono interessato, logicamente ho detto immediatamente di sì. Alex è proprio il re dei rompicoglioni e ci ha inquadrato, nel senso è stato Antonio Conte per la Juve. I Vine, perché ai concerti avevo una borraccia che usavo per mascherare il fatto che dentro ci fosse del vino, e quindi la gente che mi vedeva pensava che stessi bevendo un Gatorade quando in realtà mi stavo ubriacando. Stiamo per incontrare l'uomo del giorno che ha fatto ben 5 canzoni oggi. Abbiamo iniziato a pensare a fare musica originale con una canzone, probabilmente quella che si rivelerà la nostra canzone più fortunata, perché diciamo è quella che è andata in radio, Dream of My Life. Loro Crawl l'abbiamo fatto in un'estate, è stata penso una delle estate più belle della mia vita, cioè mi svegliavo la mattina e andavo in sala prove, stavo in sala prove fino alle 11 di sera, tutti i giorni, tutta l'estate, tutti quanti, tutti e 5, e abbiamo fatto tutto quanto noi, con l'aiuto solo di un'altra persona. Chitarra e tastiera di Niccolo Santa Margherita si sono offerti di registrare. È stato quello che volevo fare, cioè io volevo stare con i miei amici e perdermi in questa cosa, fare questa cosa figa, andare a spaccare il culo in giro, creare qualcosa con i miei amici. Secondo me vai a cantare la trappola. I've got the touch, but I need so much, Mr. Right Hand Man. No, però... Non mi ricordo però. Sì, no, sì, ho capito. Capito? No, perché io volevo tenere il tempo uguale, però farlo Ma secondo me è Bose. I don't wanna feel it, I don't wanna feel it, I don't wanna feel it, tell me what you say. I don't wanna love you, I don't wanna love you, I don't wanna love you, tell me what you say. I don't wanna see you. L'uscita di I Fire Rock and Roll è coincisa con il concerto degli Hanoi Rocks al Pedro. I just wanna fuck you, and I say, hey, hey, honey, 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 let the party start, honey, honey, I'm just... I Baby Root in quel momento se ne prendevano di soddisfazioni
e da magari aprire da noi Rocks, le Guns, Wild Boys e la Copters. Avevamo aperto per le Noi Rocks e abbiamo deciso di svendere totalmente il nostro disco dandolo a €1. Abbiamo venduto il giorno stesso 200 copie o €1 forse, e mi ricordo che ogni singolo membro della band dopo il concerto andava a consegnare il CD e implorando gli acquirenti di acquistarlo, insomma. È stato veramente un passaggio da lì in poi, un bel salto. In fissa totale con Black Eyed Babies. Tony era veramente invasato, tanto che è stato lui a suggerire di andare a registrare il secondo disco, Mr. Right Hand Man, proprio da Thomas Skogsberg a Stoccolma, al Sunlight Studio. Dovevamo fare questo disco, gli ho scritto una mail, tanto è presente, proviamo. Ci ha risposto, è sparito fino a un giorno prima della nostra partenza, dopo l'abbiamo richiamato e siamo partiti. Sereno variabile. Salve il sereno variabile. C'erano i suoni che abbiamo sempre voluto. Abbiamo pensato, ragazzi, dove è stato registrato questo disco? Io voglio avere queste sonorità. Ci ha dato la disponibilità sia come tempistica sia come prezzi, e quindi abbiamo deciso di andare in Svezia, di andare a Stoccolma, dove le nostre band preferite del tempo, quindi Helicopters, Black Eyed Babies, avevano registrato. In the final. I think we have to do the solo. Ok. È stata un'esperienza che ci ha formato dal punto di vista musicale. Prima di andare in Svezia abbiamo fatto veramente tantissime prove, pre-produzioni, abbiamo suonato veramente tanto come band. Il disco che avevano fatto in Svezia l'avevo portato all'Ammonia per vedere se li facevano uscire. È stata una delle band che ha fatto forse la produzione più importante in quel periodo. Li ho contattati io perché avevo letto una bella cosa su di loro e quindi volevo ascoltarli. E quando li ho visti dal vivo ne ho avuto la conferma. Io li ho visti proprio come una compagnia di amici che avevano deciso di dire ok, suoniamo perché amiamo quello che stiamo facendo. Siamo rimasti colpiti dal songwriting, ci riportava proprio al periodo in cui le band, Faster Pussycat, le Guns eccetera, avevano una coppia di chitarristi, quindi il Gigi Rock della situazione, l'Alex T. Wine davano quell'idea. Voce pazzesca, sezione ritmica bellissima, chitarristi giusti, un spettacolo. Se adesso vado ad ascoltarmi Baby Ruth, metto sul disco di Baby Ruth e mi ascolto. Ed è bello, suona bene, è figo. Non mi è piaciuto a me suonare dal vivo. Sai, tanta gente riesce a staccarsi, cioè a creare una persona fuori, una persona sopra. Io non ce l'ho mai fatto. E a me sarebbe bastato stare con i miei amici. Cioè io volevo avere una band, volevo avere i Guerrieri della Notte, cioè io volevo noi 5 contro il mondo. Dopo la registrazione del disco, che per noi sarà il disco più importante della nostra carriera, e
è iniziata la nostra fase discendente. Abbiamo iniziato tutti a lavorare, alcuni hanno messo su famiglia. Certe cose non ci andavano bene l'uno dell'altro e basta, ma molto in amicizia, cioè si è proprio spento. Una band che tuttora dopo 20 anni esiste, ha i suoi ritmi molto dilatati, però se c'è da fare qualcosa lo facciamo. La scintilla iniziale che fa partire tutto è questo, l'innamoramento iniziale verso quello che vorresti essere. Appena cominci a suonare e suonare anche dal vivo e vedere come sono le situazioni e capirle anche, capisci che andando a suonare a baretti non vai da nessuna parte. Allora perché lo fai ancora? Perché lo faccio ancora? Perché succede ancora che vado a suonare in situazioni che non mi portano ad essere famoso? Perché la roba importante non è essere famoso, è dire qualcosa in quel momento.